a Verona l'incontro tra chi si occupa in azienda di risorse umane e chi si occupa di placement nelle università, con l'obiettivo di far dialogare meglio il mondo del lavoro e della formazione. Ne abbiamo parlato con la Fondazione Emblema, diamo voce a Tommaso Aiello. Parliamo della borsa del placement insieme a Tommaso Aiello, Fondazione Emblema. Dunque, intanto raccontiamo di che cosa si tratta, che cos'è, che manifestazione è, quando si svolgerà, ma quali sono gli appuntamenti anche durante l'anno. La borsa del placement è un evento unico in Italia, un'iniziativa annuale che da quest'anno abbiamo realizzato a Verona. È l'unico momento in cui chi si occupa di orientamento al lavoro nelle università può incontrare chi si occupa di risorse umane nelle aziende. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per insieme costruire i laureati di domani. Perché la scelta della città di Verona? Come Fondazione Emblema lavoriamo in tutta Italia, però in Veneto e a Verona abbiamo trovato tanti interlocutori nella regione, nel comune, nelle associazioni imprenditoriali con cui è possibile fare sistema. Quindi con loro abbiamo condiviso la scelta di ospitare la borsa del placement alla Palazzo della Gran Guardia e di approfittare di questi 3 giorni per avere tutto il mondo dell'alta formazione e del lavoro riuniti a Verona. Borsa del placement non è solo un appuntamento annuale, ci sono anche altre tappe. Quali saranno? E siamo al lavoro per 2 progetti. Il primo si chiama Start Time ed è un tour di scuole di autoimprenditoria che saranno realizzati in 8 università di 8 regioni diverse. Cominceremo il 2 dicembre a Catania. Il secondo appuntamento invece è online, quindi interesserà laureati e laureandi da tutta Italia, è un Career Day fatto interamente su internet, si chiama Virtual Fair. Il primo appuntamento sarà il 12 dicembre per i profili tecnico-scientifici, il secondo il 30 di gennaio per i profili economico-umanistici. Mancano ancora molti mesi, ma è importante ricordare anche le date del prossimo appuntamento della Borsa del Placement, quando e dove. La 14ª edizione della Borsa del Placement sarà dal 26 al 28 di ottobre, di nuovo a Verona, di nuovo alla Gran Guardia. Verona ha ospitato la Borsa del Placement, per questo motivo abbiamo voluto ascoltare dalla voce del sindaco Federico Sborina che cosa ne pensa dell'importanza del dialogo tra imprese e mondo della formazione. Sì, è strategico perché l'altra faccia della medaglia evidentemente è opportunità di lavoro per i nostri giovani, ma anche opportunità per le nostre aziende, per le aziende di avere delle risorse giovani, fresche, importanti, preparate, formate, che possono dare un valore aggiunto all'azienda. Quindi è un valore sia per i giovani ma anche per le nostre aziende. Avvicinare il mondo del lavoro e quello della formazione per superare il mismatch tra domanda e offerta è possibile? L'abbiamo chiesto a Elena Donazzan, ospite alla Borsa del Placement. Fondamentale l'obiettivo, perché noi diciamo sempre che le aziende medie e piccole, che sono il tessuto produttivo dell'Italia e del Veneto, hanno un vuoto che è quello del rapporto con l'accademia, il rapporto con i dottori di ricerca, insomma con la ricerca più elevata, l'alta formazione. Questa borsa invece serve per sfatare questo mito, cambiare cultura e soprattutto ciò che è impegnativo ed impressionante, che Emblema è riuscita a organizzare 2000 incontri 1 a 1 in questi 3 giorni a Verona. Necessità del territorio, possibilità di lavoro. Sentiamo dalla voce di Stefano Miotto di Confindustria Veneto la sua visione su questa 3 giorni veronese. Una manifestazione estremamente interessante e soprattutto estremamente utile e direi anche attuale rispetto a quelle che sono le esigenze delle aziende. Stiamo vivendo, ovviamente, inutile dirlo, una grande trasformazione, ma quello che stiamo vedendo sempre di più è che le aziende, anche le meno strutturate, stanno molto puntando, anche strutturando delle vere e proprie unit sulla ricerca e innovazione. Per dare però corpo, munizioni se vogliamo a queste unit e alle aziende c'è bisogno di capitale umano ed è il miglior capitale umano che c'è nelle università, non restando la buona parte di questo nell'università, è bene che sia davvero utilizzato e che sia funzionale allo sviluppo delle nostre aziende e poi del nostro territorio.